L'emergenza di una cultura retriva va sempre bene che esca, sia dai giovani che dagli anziani. Va bene perché ci danno modo di dire, come dicevo prima, che le donne non sono né vittime né però persone che assumono queste difficoltà, questi dolori e questi trattamenti perché se lo vogliono, che si tolga dall'idea dei giovani e anche degli anziani, voglio dire, questo concetto. Non usa mezzi termini Maria Pia Mainardi Agostinelli, referente di Spazio Donna di Bassano, commentando il sondaggio shock apparso in una chat di classe di una scuola superiore del Bassanese, poi cancellato di lì a poco dalla persona che l'ha creato. Si chiedeva chi tra Giulia Tramontano, Giulia Cecchettin e Mariella Anastasi, vittime di femminicidio, avesse meritato di morire. E proprio sul verbo utilizzato pone l'accento Mainardi, meritare, come se una donna possa meritare d'essere uccisa proprio perché donna. Un costrutto tipico, prosegue, di una società patriarcale che a fatica viene smantellata, tanto che come Spazio Donna stanno avviando proprio nelle scuole specifici corsi ad hoc. Bisogna far cultura fin dai più giovani, e quindi noi partiremo dalle seconde medie e andremo avanti pian pianino con la pazienza delle possibilità che abbiamo, però nel dire ai ragazzi: guardate che ci sono persone che stanno soffrendo in questo senso. Le donne hanno bisogno di uscire a casa, di ritrovare la loro autonomia, ma attenti a non offendere chi è offeso. Intanto la notizia di questa vicenda si è espansa a livello nazionale. Anche il presidente della Regione Veneto ha inviato un comunicato in cui si rivolge ai giovani coinvolti, lanciando un invito a riflettere sulle proprie azioni, a prendere consapevolezza della gravità di quanto accaduto e, dice, assumersi la responsabilità del cambiamento. Le parole, scrive il governatore, anche quando pronunciate in contesti virtuali, hanno un peso e possono generare conseguenze molto reali.